anche in questo caso la complessità delle modalità di azione di questo prodotto. I biostimolanti, secondo il nuovo regolamento europeo, sono sostanze o microrganismi che, se applicati appunto alla pianta, al suolo, alla rizosfera, possono migliorare o l'efficienza d'uso dei nutrienti, la biodisponibilità dei nutrienti nel suolo o la tolleranza agli stress abiotici o le caratteristiche qualitative del prodotto. Chiaro che i biostimolanti devono esercitare questo effetto indipendentemente dal contenuto di nutrienti, e questo effetto non deve essere legato a un effetto sugli stress biotici. In termini generali, per il futuro io vedo uno sviluppo dell'utilizzo dei biostimolanti da un lato, quindi sempre maggiore impiego su colture orticole, dall'altro anche uno sviluppo tecnologico, quindi la messa a disposizione dei produttori di biostimolanti che abbiano azione specifica contro un certo stress, ma anche che abbiano funzione e azione contro stress multipli, che sono poi quelli che si verificano nella realtà in pieno campo. Quindi ancora una volta utilizzo di biostimolanti come un tassello di una strategia per rendere più resiliente l'attività delle nostre aziende orticole. I biostimolanti sono fondamentali, soprattutto in questo periodo in cui c'è un forte cambiamento climatico e ci sono delle linee di indirizzo dell'Unione Europea molto forti di riduzione degli input chimici. Quindi Podi Tramontana deve comunque studiarli, sperimentarli, metterli in atto e capire come funzionano e come distribuirli nelle prove. È quello che facciamo, è quello che abbiamo fatto nel 2022, abbiamo raccolto diversi dati, malgrado ovviamente il fortunale che è caduto il 6 luglio, si vedono delle tendenze significative. Usarli vuol dire maggior qualità, maggior produzione, e bisogna capire quindi quando farli e per poi ovviamente formare ed informare i produttori. È quello che serviamo e che facciamo a Podi Tramontana.